Come Comune del Bettone siamo orgogliosi quest'anno di partecipare al Festival Venezia da Terra. Noi, essendo una piccola comunità, abbiamo bisogno di dar voce anche alle meraviglie che sono nel nostro territorio. Un territorio, quello del Basso Vicentino, che a sorpresa conserva tante meraviglie e luoghi nascosti che sono sicuramente da valorizzare e da apprezzare. Uno di questi è la villa che ospiterà la prima serata del festival, il 21 di settembre. Una villa che conserva al suo interno una stanza splendidamente affrescata da Giovanni Antonio Fasolo della Scuola del Veronese, che ci racconta i costumi e le abitudini della nobiltà vicentina a cavallo tra il 4 e il 500. Sarà questa un'occasione per riscoprire non solo le peculiarità di questa splendida dimora quattrocentesca e quindi rinascimentale, ma per riscoprire anche le meraviglie e le cose nascoste di un territorio come il Comune del Bettone. A cavallo tra i Berici e i Colli Euganei, questo comune conserva delle perle di storia che anche in queste piccole comunità si sono sedimentate e hanno portato importanti famiglie della nobiltà vicentina a costruire e ad insediarsi nelle nostre terre. Sarà un'occasione di riscoperta, una riscoperta che sappiamo ne varrà sicuramente la pena.